Cari amici di Sapori, bentrovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Vivenda e sommelier dell'olio. Oggi vi porto a nord dell'Etna, nel comune di Randazzo, per scoprire Turi Eccellenze dell'Etna. Turi Eccellenze dell'Etna è un'azienda che integra assolutamente produzione agricola e turismo con un amore per la terra che ha pochi eguali. Sono 11 ettari in totale nei quali il nostro Salvatore produce sia vini che oli, oltre ad una serie di altri prodotti straordinariamente etnei. Tutto è circolare, questo è il motto di Turi Eccellenze dell'Etna, il nostro Salvatore, che recupera qualunque cosa venga dalla terra, ad esempio concima con le ceneri che provengono dagli incendi delle potature degli alberi di ulivo e passa il letame degli asini per concimare i terreni dove poi pianta i suoi vigneti. Non solo oli e vino, ma anche una serie di sottoprodotti che riprendono vita, come la linea della cosmetica, le candele e anche il pregiato tartufo etneo. Oggi degustiamo insieme una rarissima eccellenza e quando dico rarissima pensate che viene prodotta solo da 9 alberi e con un totale di 49 bottiglie, un blend di 2 cultivar che sono la nocellara etnea e il brandofino che localmente si chiama randazzese. Quest'olio extravergine di oliva ha un colore accecante, meravigliosamente oro. Lo scaldo sempre per esaltare le sue sensazioni olfattive. È un fruttato di media intensità con degli straordinari sentori di carciofo, di rosmarino e anche delle note di mandorla. Un gusto intenso, tipicamente etneo. Una nota d'amaro riempie il palato e poi emerge una nota piccante molto gradevole. È un olio extravergine che si abbina perfettamente sia con piatti a base di pesce ma anche con carni e verdure. L'olio e la verità tornano sempre a galla.